È partita questa super finale, da favorita Renata Fabiola Spagnolo in terza corsia. Spagnolo è anche la primatista italiana in vasca corta dei 100 stile libero, un atleta ormai da diversi anni della nazionale italiana in virtù dei successi con la 4x200 stile libero, 4x200 stile libero capitanata dalla Pellegrini insieme alla Filippi, hanno portato la Spagnolo ai piedi del podio olimpico e mondiale, ma sul podio europeo. Intanto il primo passaggio 28,77 per la Spagnolo davanti a Jasmine Agnoletto, 28,92, e poi Carlotta Meoli in terza posizione, 29,36. Jasmine Agnoletto è stata campionessa italiana giovanile di questa specialità in passato, un anno poi un po' di transizione ed ora sta ritornando ad ottimi livelli agli ultimi campionati italiani. Jasmine Agnoletto è arrivata a un passo dal podio. Spagnolo ancora avanti, 59,23, Agnoletto segue a 33 centesimi, 59,56, poi Klinar 1,00,33. Spagnolo capace di ben gestire questa gara, ma sappiamo che Jasmine Agnoletto è specialista delle distanze più lunghe, anche 400 e 800. Siamo ai tre quarti gara, due vasche alla conclusione. Spagnolo, Agnoletto, Klinar in terza posizione. Per la Spagnolo un vantaggio di 41 centesimi da gestire, con l'Agnoletto che ha provato a tener testa alla azzurra del Plen Team Veneto, e continua a condurre, non si è lasciata intimidire dalla più giovane Jasmine Agnoletto. Spagnolo classe 89 che dunque vuole confermarsi tra le più forti d'Italia in questa gara, e ci riesce. Renata Spagnolo 2,00,82 per vincere davanti a Jasmine Agnoletto, 2,02,11.